Buonasera, ben ritrovati a Cronache Venete. Iniziamo subito con la presentazione del San Donà Bike Weekend alle cantine Paladin di Annone Veneto. Gemma Calzoneri. Si è tenuta venerdì 26 aprile nell'incantevole scenario di Villa Paladina d'Annone Veneto la serata di presentazione del San Donà Bike Weekend, un'iniziativa che nelle giornate del 14, 15 e 16 giugno 2013 vedrà uniti sotto lo stesso cielo sport, cultura, sicurezza, divertimento, giovani e anche le diversità che caratterizzano la società di oggi. Una serata conviviale organizzata dall'associazione UC Basso Piave per concretizzare sul territorio questa prima edizione di San Donà Bike Weekend e presentare non solo il calendario degli appuntamenti previsti, ma anche per sottolineare il valore e l'importanza che iniziative come queste hanno nel territorio. Da anni organizziamo corse a San Donà di Piave, il Giro dei Tre Ponti che di solito veniva fatto a maggio e la notturna veniva fatta a luglio. Quest'anno con un nuovo gruppo societario abbiamo deciso di organizzare un bel weekend, che abbiamo messo il nome San Donà Bike Weekend, 3 giorni di sport e di ciclismo e cultura qui a San Donà. Un'opportunità anche per rafforzare il concetto, tanto caro alla provincia di Venezia, di turismo lento. Un modo per vendere il proprio prodotto territoriale stimolando le persone ad utilizzare la bicicletta e attraverso questo mezzo che tanto fa bene all'ambiente assaporare le bellezze nascoste delle terre bagnate dal Piave e non solo. Possiamo dire che abbiamo trovato un bel appoggio dalla provincia di Venezia grazie alla Francesca Zaccariotto che è anche sindaco di San Donà di Piave e il comune di San Donà di Piave. E con loro siamo riusciti a impregnare un discorso di 3 giorni che speriamo di dar spettacolo qui a San Donà. Una vera e propria fiera della mobilità, non solo sportiva ma anche sociale, un susseguirsi di eventi tutti diversi tra loro che andranno a toccare anche temi sociali e turistici. Cuore della manifestazione sarà la giornata del sabato dove gli attori principali saranno i bambini e le loro famiglie in un pomeriggio di sport, divertimento ed educazione stradale. Vediamo delle generazioni che si stanno perdendo, che non hanno più quel nervo per poter affrontare i problemi della società e della vita. Vogliamo portare il nostro contributo, soprattutto mettendo a disposizione l'esperienza mia passata che direi la bicicletta, lo sport mi ha formato, mi ha dato tanto a queste nuove generazioni di giovani, cercando di creare questi percorsi e dare la possibilità appunto a queste generazioni di potersi esprimere e crescere.